terra tutta dà lode a Dio. Numero 16. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Servite Dio nell'allegrezza, con canti di gioia andate a Lui. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, poiché il Signore è nostro Dio, da Lui siamo creati e siamo Suoi. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà giammai finirà. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
Allora la donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua. Con dolore te ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Alleluia, 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 alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. E alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7.
ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avendo anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Parola del Signore. Abbiamo sentito nei giorni scorsi la creazione e dice, dopo ogni giorno, Dio ha fatto bene ogni cosa. Vide che era cosa buona e per l'uomo dice che era cosa molto buona. Ma l'uomo credeva di fare le cose ancora meglio di Dio e non ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce del serpente, del demonio, ed è venuto a dubitare dell'amore di Dio, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. E qual è la conseguenza? Non accettare la propria debolezza, ma dare sempre la causa agli altri. Non sono stato io, è stato Eva Eva è stato il serpente. L'abbiamo dentro di noi, dare sempre la colpa agli altri per sentirci a posto, non accogliere la nostra debolezza, la nostra fragilità, perché abbiamo paura di non essere accolti come deboli, fragili peccatori. Ebbene, il santo, invece, l'uomo giusto, come prima cosa, mette in risalto, primo segno della santità è quello di credersi peccatori, bisognosi cioè della misericordia, dell'amore di Dio e dei fratelli. L'umiltà. Umiltà è accogliere le nostre debolezze, per poterle conoscere e per poterle vincere con la grazia di Dio, che ha compassione, abbiamo sentito nel Vangelo, di noi, e questa compassione l'ha fatto entrare nel mondo, è venuto in cerca di noi per aiutarci, per sorreggerci, perché, dice la Scrittura, rivestitevi dell'arma di Dio, della corazza di Dio, perché dobbiamo combattere contro degli spiriti che sono più forti di noi e anche noi come Adamo ed Eva possiamo cadere. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter essere saldi nella fede e non venire incontro ad accogliere la tentazione e poi dare la causa agli altri, non accettare la propria debolezza. È quello che ogni giorno, in ogni Eucaristia, la Chiesa fa per noi. Fratelli, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo la misericordia di Dio. Non sia solamente un rito così che si fa, ma sentire veramente come una necessità. Sì, la Chiesa ci aiuta a metterci di fronte al Signore come delle persone che hanno bisogno del suo aiuto. Ci mette di fronte che abbiamo bisogno dei nostri fratelli, abbiamo bisogno degli altri e non crederci, chissà, Dio o al posto di Dio sarebbe la nostra distruzione, perché ci impedisce di vivere
come fratelli, ci impedisce di vivere come capaci di poter donare agli altri, capaci di amare i nostri nemici. Ah no, è colpa sua. Io me la lego il dito finché non mi domanda scusa, io quanto è presente e può essere presente nel nostro piccolo. E il Signore dice: ho compassione di te, ti vengo incontro, ti dono la mia grazia, ti dono il mio pane, moltiplico per te, mi hai seguito, hai ascoltato la mia parola, ti dono questo pane che è l'Eucaristia, che è la tua forza, perché tu vinca il male che è in te e possa essere un santo, perché questa è la tua vocazione. E allora incominciamo a essere santi, riconoscendoci bisognosi. Non siamo qui perché siamo a posto. Si dice: io vado perché devo essere a posto per ricevere il Signore. No, vado a ricevere il Signore per essere a posto. Non io primo, ma prima Lui che mi viene incontro, che ha compassione di me. Ci uniamo all'offerta del pane e del vino cantando assieme: a te nostro Padre, nostro Signor, pane e vino oggi noi offriamo sull'altar. Grano diverrai, vivo pane del cielo, cibo per la vita che mai finirà. A te nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi offriamo sull'altar. Vino diverrai, vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuore. A te nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi offriamo sull'altar. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Antonio, di Maria, di Stefano, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà da noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi. Formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane, di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, tu hai voluto Maria, madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore che abbiamo incontrato in questa Eucaristia sia la nostra forza. Andate in pace. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, de guida il cuore di chi ti invoca, Madre d'amore. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo. Alleluia.
Zanatta Vetro vi presenta 2 grandi novità per la casa. Vanità, la lastra di vetro blindato che finalmente sostituisce le orribili grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. E non è finita. Ed ecco una bella novità, Spazio Casa Zanatta. Queste belle vetrinette in vetro colorato e temperato. Uniche per la raccolta differenziata, per l'ordine dei vostri spazi. Create per resistere alle intemperie, durano in eterno. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Il gestore del servizio idrico integrato opera per ben 107 comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, con un bacino di utenza di 515.000 abitanti, un territorio complessivo di 3.200 km² e oltre 10.000 km di condotti.